Buonasera a tutti, visti TV, i novella de oie, die 20 battolo de marzo, due mizza e 20 chimbe. Bene, iremo diretto da die, questo bello che vamo sopra de saida, eccolo qua, de voi, biaitino, come è un pacchetto po' scocussato, questa nube sin che devo vedendo in fondo come la giochimo il belle che sopra, ma impara adesso a nuga il battatero biaitore, eccolo, no, che mi si inchide, che insomma, questi striscia come che stava assata, ma è abbastanza impressa, che questa fotografia praticamente è il de Kim Minuto il Fac. Ecco qua, come si presenta. Teniamo di tornare su Saravallo, ecco qua, lo Saravallo non narata, poi è lunedì, 6 gradi temperatura a massima e 6 gradi temperatura minima. Coccolato fino a mezzodia e poi da mezzodia in poi cominciata a pispisare e un pacchetto di Modena verso la 6 dal battere della Crasa martesi amos invece bastordi che grado 2 grado de manco de oie massima e 6 grado minima e nos ammostrata a bella belle che potete da dire e coccolate insomma però non potete tanto. Andiamo da innanzi, vos ammento sempre che bisogna lo due libro, Bambole di Betulla, che è presentato da Giuseppina Donito, che mi presentato su Kimble su Mese Kintrata, e poi su libro per una chiesa sarda del Battiledo Bannino, che in pratica è stato presentato da dia del suo convegno del padre, su padre Turtas. Bene, andiamo da innanzi, Polisportiva Bitese, hanno pareggiato, e 2-2, in effetti sul primo tempo sa Bitese Bingen e poi però Susilano è stata recuperato. Dosamento che bestia su pellegrinaggio giubilare, Assisi, Cascia Roma, viaggi in aereo, Battordichi e Vinnichi e Seichi dell'Ampatas. Guida spirituale Don Antonio Cossedu, Probo da Sentare, 3 Battoschimbe, 91 32 07. Posamento sempre che veste su rappresentazione della opera della vita di Giovanni Farina su 29 di marzo 2020 Kimbe a Sassese su Salone di Probania. Mi è mancata una cosa, mi è mancata Zue Achimuru, mi è mancata, ma lo potevo vedere in attera lui Achimuru, mi pare che sia questo, no, Achimuru, nel manco. Eccolo qua, 31 marzo 2020 Kimbe, associazione socioculturale Achimus, all'interno del progetto Educazione della Legalità, organizza la conferenza educativa rivolta ai genitori e alla comunità educante con il dottor Lorenzo Braina. Le regole che rendono liberi. Ore 19, salone parrocchiale Bitti. Tornamos in dai secos e entramos sul giornale. E in effetti abbiamo indicato la classifica del Sabitese o no? Sì. La classifica Sabitese l'abbiamo scodiata, andiamola a recuperare. Eccola qua. Che la mandiamo subito in redazione, ecco qua, invia, l'abbiamo mandata in redazione, quindi siamo un attimino e poi torniamo a entrare, eccola qua. Ecco, allora Bitese Silanus 2-2 e quindi la Bitese resta a 39 punti, vabbè 38 hanno aumentato di 1 e sul Silano è aumentato di 1 su Matessi distaccandosi dal suo posto maggiore che si non iniziato a Cordo Sparisi. Silano resta in zona insomma pericolosa e quindi a questo punto che ha fatto in qualche maniera le servito
Torniamo sul giornale, ecco qua, prevenzione cardiovascolare, 3 giorni di screening gratuiti al Museo di Nugoro, dal 27 al 29 marzo, in Piazza Italia fa tappa il Trask Tour, Banca del Cuore. Conte tocca cardiache, vediamo un po', la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare, Trask Tour, Banca del Cuore 2024-2025, promossa dalla Fondazione per il tuo cuore e dall'Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri, dal 27 al 29 marzo, fa tappa in città per dare la possibilità ai cittadini sottoposti ad uno screening cardiologico completo e gratuito che comprende un esame elettrocardiografico e screening aritmico, stampa dell'elettrocardiogramma con tutti i valori, pressori, rilievo di 9 parametri metabolici con una sola goccia di sangue, stampa di tutto, eccetera, eccetera. E va bene, una bella cosa. Oh, bene, intelligenza artificiale fake news, le superstizioni da temere oggi. Enzo De Caro in Sardegna con Non è vero, ma ci credo. Il titolo del suo libro suo è questo Non è vero, ma ci credo. Interessante questa cosa, ma è più legai. Io schimo benissimo che certe cose non sono vere, spero la gente di credere su Matesi. Enzo De Caro fa rivivere uno dei capisaldi della commedia napoletana. L'attore infatti veste, quindi è un'opera, non è stato un suo libro, veste i panni di Gervaso Savastano. In Non è vero, ma ci credo, uno dei lavori più importanti di Peppino De Filippo, che questa settimana fa la tappa in Sardegna sotto le insegne del CEDAC. La tournée isolana partirà mercoledì alle 20:30 a Carbonia, poi giovedì a Nuoro, eccetera, eccetera. Vabbè. Il falso Made in Italy alimentare vale 120 miliardi ed è forte in USA, in che se vedenne tanto col direte San Daniele prosciutto prodotto in Canada, Reganito prodotto in Argentina, mortadella siciliana prodotta in Spagna, parmesana prodotta in Russia. Insomma, queste cominciano a le parole del presidente dell'olio e del vino. Nuove nubi sembrano addestrarsi all'orizzonte, portatrici di potenziali protezionismi immotivati, di chiusura dei mercati dal sapore incomprensibilmente autarchico. E vabbè, e l'abbiamo visto tutta questa cosa sopra tutto il decreto del Trump. Una pioggia di droni killer su Kiev allontana l'ipotesi di un cessate il fuoco, cioè Putin non è d'accordo a fare che sapacche, però a maniera sua, cioè con l'India che si è conquistato, e quello non chiede solo che l'ha conquistato, pure su resto dessa ex repubblica donbassina. Ma Trump resta ottimista, solo l'unico al mondo che può fermare Putin. Insomma, è stato l'attacco di droni più massiccio mai lanciato dalla Russia, quello che ha colpito varie regioni dell'Ucraina, tra cui la capitale Kiev. Nella notte tra sabato e ieri, almeno 140 droni utilizzati per il raid, di cui 97 abbattuti, ma le difese aeree hanno faticato soprattutto a causa della bassa quota a cui hanno volato i velivoli senza pilota per poi cadere sugli edifici residenziali. Le autorità hanno contato almeno 7 morti, di cui 3 a Kiev, tra cui una bambina di 5 anni e suo padre, e altri 4 nella regione del Donetsk. E su Donetsk però, a quanto pare,
questa propaganda russa, sono contento di essere risultato russo. Ancora raid di aerei israeliani su Gaza, morto uno dei leader politici di Hamas. L'uccisione di Salah al-Bardail a pochi giorni dalla rottura della tregua. Non si fermano i raid su Gaza, i raid israeliani nell'area meridionale della striscia hanno causato la morte di 21 palestinesi nella notte tra sabato e ieri. Tra questi sarebbero anche diverse donne e bambini. Nella stessa notte un attacco aereo israeliano nella città meridionale di Khan Yunis ha ucciso il principale leader politico di Hamas, Salah al-Bardail, con lui sua moglie, anche lei morta nel bombardamento. Nato nel 1959 a Khan Yunis, è stato eletto nel Politburo del movimento nel 2021, dopo esserne stato portavoce precedentemente. Bardail è stato eletto al Consiglio legislativo palestinese nel 2006 come parte della lista Cambiamento e Riforma. È stato detenuto da Israele nel 1993 e l'ultimo di una serie di funzionari politici di Hamas ad essere stati uccisi nei nuovi attacchi aerei israeliani dopo che il capo del governo de facto del gruppo terroristico Hassan al-Chess e il capo della sicurezza interna Mahmoud Abu Waraf sono stati eliminati martedì insieme a molti altri funzionari. E vabbè. A quanto pare Netanyahu e fa guerra può restare vivo sul governo suo. Gli studi della ministra Calderone nell'università delle lauree facili. Calderone. L'indagine della Procura di Firenze e della Guardia di Finanza sull'Inti Campus. Esami copiati, domande in anticipo e le prove sostenute al mercato della frutta. Povera ministra, è vero che state autovelox, stop alle nuove regole, il MIT, servono approfondimenti, MIT esteso, il Ministero dei Trasporti, sospeso dal ministro Salvini il decreto attuativo sull'omologazione dei dispositivi. Ora gli enti locali continueranno a mettere multe e gli automobilisti a fare ricorso. Allora, prima l'anticipazione del Ministero dei Trasporti con le nuove regole appena inviate a Bruxelles per il placet definitivo. Tutti gli autovelox approvati dal 13 agosto 2017 vanno considerati omologati d'ufficio e quindi possono legittimamente restare in funzione senza che siano necessarie ulteriori autorizzazioni. Poi, per l'esattezza, ieri mattina l'improvvisa retromarcia del Ministero dei Trasporti, cioè Salvini, arrivata su precisa indicazione del vice premier e ministro Matteo Salvini. Stop al decreto attuativo, servono approfondimenti. Lo stop è durato poco più di 24 ore. Lo stop è durata poco più di 24 ore. L'illusione che il provvedimento finalizzato a normare una volta per tutte l'utilizzo dei dispositivi per il rilevamento della velocità in tutto il territorio nazionale potesse davvero rappresentare una pietra tombale sulla valanga dei ricorsi presentati agli automobilisti italiani, ricorsi fondati proprio sulla sottile distinzione tra approvazione ed omologazione, e invece, almeno per ora, resterà tutto fermo, con buona pace delle associazioni dei consumatori come Adiconsum, che già stava invitando gli enti locali ad adeguarsi al testo. Allora, operai introvabili, gli orti spariscono, le aziende del medio campidano costrette a tagliare la produzione, non si busca sempre per travagliare i sorsortos. Allarme medico, il bambetto assente che deve tornare in pensione è sul lettore medico e quindi poi
non batta cambio. Allora, capitati anche questo, ma riguarda io a trattare su un articolo che riguarda Bizzi. Allora, blitz dei ladri nella casa di un'anziana, proprio scusa, e da chi non querimos per 2 volte durante la notte, per 2 volte durante la notte, cresce la preoccupazione. Brutta sorpresa per una pensionata di Biti che per ben 2 volte si è ritrovata i ladri per casa. Per lei uno spavento enorme. In entrambi i casi è successo durante la notte. I ladri sono entrati nell'abitazione che si trova a pochi passi dalla chiesa parrocchiale di San Giorgio, attraverso l'impalcatura di un edificio vicino dove sono in corso dei lavori. Probabilmente erano alla ricerca di denaro, ma in casa non c'era alcuna somma da portare via, perciò sono andati via a mani vuote. Eppure quella terribile incursione non è bastata, perché la notte appresso sono tornati all'interno della stessa abitazione, forse sperando di avere migliore fortuna. Per la pensionata, che vive da sola, è stato un altro colpo al cuore. I malviventi non avrebbero portato via granché. La vicenda ha naturalmente suscitato molta preoccupazione in tutto il paese, dove la pensionata è molto nota e stimata. Sulla doppia incursione notturna sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine, impegnate a risalire all'identità dei malviventi che per ben 2 volte negli ultimi giorni si sono introdotti nell'abitazione della donna. Poteschi, a dite.semo. L'annuncio del sindaco nel corso della giornata di studi. Biblioteca intitolata a Padre Turtas, la biblioteca comunale. La biblioteca comunale di Biti sarà intitolata a Padre Raimondo Turta, gesuita e storico. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Ciccolini durante la giornata di studi che si è svolta sabato nel Cineteatro Aristotele. La decisione è stata presa dalla Giunta come riconoscimento per la grande figura del religioso e intellettuale nato a Biti nel 1931 e morto a Sassari nel 2018, dopo un'intensa attività come storico e docente dell'Università di Sassari. Con il paese d'origine ha sempre conservato un forte legame. Il convegno, molto partecipato, ha ospitato numerosi relatori, i vescovi Antonello Mura, Sebastiano Sanguinetti, lo storico Attilio Mastino, Mauro Sanna, Vanni Piras, Michele Carta, Don Tonino Cabizzoso, Giovanni Lupino, Silvana Sanna, Don Francesco Mariani, Bacchisio Bandino, Don Antonio Pinna, Nando Buffoni, Diego Carlo, Gloria Turtas e Maria Antonia Fara. Benissimo, bravo, bravo, bravo. Un convegno veramente bello. Oh, autovelox l'abbiamo già visto. Vediamo l'ultima cosa. Trump, solo io posso fermare la guerra e lampo, tipo Gesù Cristo. Il presidente usa il Nobel per la pace. Il presidente USA sogna il Nobel per la pace. Oggi a Riyadh colloqui Stati Uniti-Russia. L'America boccia gli sforzi europei. Witsoff Putin non è cattivo, Poteschi, anzi pillallorica. Proteste contro Erdogan, 340 arrestati. Come desiderato in Turchia, Erdogan ha pensato subito di eliminare un possibile concorrente che gli poteva tirare la presidenza. Imamoglu, su di me accuse infondate. Sale ancora la tensione in Turchia dopo l'arresto del sindaco di Istanbul. Centinaia di persone sono state fermate e si registrano nuovi scontri con le forze dell'ordine. È stato prorogato il divieto di manifestare e sono stati posti dei limiti agli spostamenti da e per la città a cavallo dei 2 continenti, cioè dopo Istanbul. Dopo l'arresto di oltre 340 persone
durante le dimostrazioni sotto il comune della città, a migliaia si sono radunati per il quarto giorno consecutivo, contestando la detenzione di Imamoglu, il primo cittadino ritenuto il principale rivale del presidente Erdogan. Vabbè. Israele bombarda ancora Gaza, ucciso il nuovo premier di Hamas. La fazione islamica denuncia dall'inizio dell'offensiva oltre 50.000 morti. Vabbè, morto il binatapito di sicuro tanto, purtroppo, povero spezzinello. Poi le cifre chiaramente sono pure propagandistiche. Allora, andiamo a tancare, subito non le oie, chissà sigla di tancatura, sperando che partata. Abbiamo difficoltà di linea incredibile. A me sul bidere e Dio buono a tutti da BC TV. Adios.